Domenica 21 luglio, presso lo stadio Tomei di Sora, si è concluso il torneo dei bar organizzato dall'associazione X-Park ed il ricavato è stato interamente devoluto all'associazione Burundi Insieme, un'importante donazione di circa 3.000 euro che aiuterà a sostenere i progetti in Burundi. All'evento hanno preso parte, oltre a numerosi cittadini, anche le istituzioni del territorio per testimoniare quanto sia importante essere solidali. Nella mattinata di lunedì 22 luglio, il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha ricevuto l'ambasciatore del Burundi nel palazzo comunale. Diamo il benvenuto all'ambasciatore del Burundi qui a Sora, insieme ad una sua delegazione. Vorrei ringraziare appunto l'associazione X-Park e il dottor Augusto Vinciguerra per aver dato la possibilità a tutta la città di Sora, di contribuire a quelle che sono le difficoltà che ci sono in Burundi. Ieri l'associazione X-Park alla fine del torneo dei bar ha raccolto circa 3.000 euro, quindi una donazione importante. Sora è sempre stata una città solidale. Quindi in questo torneo, che è stato bellissimo, non solo vince l'associazione X-Park e tutti i componenti, che ringrazio per averlo organizzato, ma vince soprattutto la solidarietà, vince la comunità di Sora, che si testimonia per l'ennesima volta una comunità vicina alle esigenze delle persone. Sono veramente felice di questo incontro che l'ambasciatore ci ha voluto riservare a Sora. Grazie ovviamente anche all'amministrazione comunale e grazie a tutti gli amici, e devo dire di Sora, ma di tutto il circondario, che ogni anno non ci fanno mancare il loro appoggio. È un appoggio importante, è un appoggio essenziale per le nostre attività. Ieri sera c'è stata la conclusione del torneo dei bar, è la prima volta che si rifaceva, mi pare, dopo circa 40 anni. Bellissimo spettacolo, i bar di Sora e del circondario hanno tutti partecipato e hanno fatto in modo di questa raccolta che ha fornito e ci ha donato circa 3.000 euro, grossa donazione, e in fondo è quasi un quarto di quello che a noi serviva per questo progetto. Altri sovvenzionamenti ci saranno, la gente non fa mai mancare il suo appoggio, quindi ecco, grazie a questo X-Park, che è l'associazione che ha organizzato e ha preparato questo evento. Speriamo di poterlo ripetere, ma fondamentalmente si è rivista gente che rideva su uno stadio, gente che sicuramente piaceva. Ieri abbiamo visto forse 1.000 persone allo stadio per un torneo, poi tutto sommato, per un torneo fra amici. Ecco, è stato un torneo fra amici. Mi piacerebbe cominciare a rivedere i bambini giocare per strada, forse è un po' pericoloso, ma ormai tutti abbiamo il nostro giardino, abbiamo il nostro campetto a fianco. Ecco, mi piacerebbe vedere tanti bambini che tornano a giocare al calcio, in fondo è il nostro sport nazionale. Sono ormai diversi anni che il dottor Augusto Vinciguerra, grazie alla sua determinazione e a quella dei suoi collaboratori, raccoglie fondi per aiutare le popolazioni del Burundi. Il prossimo obiettivo da raggiungere è realizzare delle piantagioni di avocado che serviranno a sostenere la costruzione di un orfanotrofio per aiutare i bambini meno fortunati. Adesso stiamo puntando su 2 grosse attività, queste piantagioni di avocado che serviranno per sostenere l'altro grosso progetto, che è il progetto dell'orfanotrofio, che manca completamente in questa provincia e che servirà appunto per aiutare i bambini che hanno ancora più bisogno. Nascere probabilmente con poveri è già difficile, vivere con 1,50 € al giorno ancora di più. Immaginate, ecco, questi bambini che hanno questi tipi di problemi. Ecco, abbiamo pensato che è giusto pensare e fare qualcosa per queste nuove generazioni, anche perché sono bambini che cresceranno e anche loro daranno forza a questo Stato, che resta uno dei più poveri del mondo, però ecco che ha, come diceva prima l'ambasciatore nel colloquio con il sindaco, grandissime potenzialità. Il litio, il coltar, per parlare delle cose più semplici, ma delle cose che servono ai paesi invece occidentali. Ecco, cerchiamo di
non aiutarli, ma farli sviluppare. Sono delle spugne, sono delle persone che immediatamente apprendono e fanno tante belle cose. Io ho quasi una seconda casa, i miei amici del direttivo di Burundi Insieme, ma tutti associati, si impegnano su questo. Ovviamente non manco di ringraziare tutti quelli che ieri sera per esempio ci hanno aiutato con questa ottima donazione che servirà appunto per questi due grossi impegni. Altro impegno abbiamo con dei bambini a Bujumbura, altri impegni abbiamo con delle scuole sempre in questi posti. Sono piccoli progetti, siamo partiti piccoli, vorremmo diventare non grandi, vorremmo diventare necessari. Necessario forse è una brutta parola, vorremmo diventare così insieme con loro per percorrere un percorso che è il loro futuro. Probabilmente questa è l'idea che ci siamo fatti noi di Burundi Insieme.